tu decidi di votare no, di al popolo che voti no. Inutile che continui a dire che il referendum è una balla, il referendum non funziona. È talmente una balla che la Corte Costituzionale, tanto difesa da tutti, la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi e torto al governo. Questa è la risposta del governatore agli esponenti del Partito Democratico che definiscono il referendum sull'autonomia non solo un'inutile iniziativa, ma soprattutto un evento mediatico voluto da Zaia. Questo non è il referendum di Luca Zaia o di qualcun altro, è il referendum dei Veneti. Nessuno di noi avrà alibi, perché noi diciamo sempre paroni a casa nostra. Questa volta è l'ora di dimostrarlo e non solo di dirlo. Un'occasione per tutti i veneti determinata dal varco che la Regione ha ottenuto ricorrendo alla Corte Costituzionale. Dal 2001 ad oggi esiste un articolo della Costituzione che è il 116 che prevederebbe, il 116 e i collegati 117, 118 e 119 prevedono in totale federalismo fiscale ma soprattutto 22 competenze che si possono dare alle regioni. Allora sono 16 anni che esiste questo articolo in Costituzione, bene questo articolo non è mai stato applicato per nessuna regione italiana, quindi il varco c'è, è legale in Costituzione. Prendiamo atto che il governo Renzi ci ha impugnato il referendum perché non lo voleva far fare ai Veneti, la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi, non contenti sono tornati il 4 dicembre presentando un referendum loro da Roma per togliere tutte le competenze delle regioni, il risultato è che noi andremo a votare, il giorno dopo inizierà una trattativa e la forza verrà dal numero di cittadini di Veneti che andranno a votare.